Eccomi, sono un padre fondatore per quanto riguarda la ricerca dell'io. Nelle mie scritture si denota la conformità che è fatta, infatti non c'è mai un quarto o c'è qualche volta, ma il più delle volte si è sempre tre. Tre nell'essere umano, Padre, Figlio e Spirito Santo dicono i cattolici, nelle altre religioni non so, comunque se stessi, figlio che si è e onde che Spirito Santo sono le onde che circolano in tutto il mondo. Cioè noi siamo sempre state tre persone in una. Questo è l'essere umano, essere tre in uno. Siamo sia il padre che ha dato il semino, sia il figlio, cioè il padre e la madre che l'ovetto ha concepito, la concepizione, sia le onde trasmesse che hanno evoluto e portato alla nascita e poi a tutta la vita di una persona. Ecco, questo vi volevo spiegare. Io sono un padre fondatore di questa scienza che va evoluta e va studiata in modo più approfondito. Ciao!